dal lunedì al venerdì. L'appuntamento giornaliero su 5 Stelle Sardegna. Alle 13.10, alle 19.15, alle 23.50. Die Pro Die, condotto e ideato da Paul De Santi. Die Pro Die, per vivere giorno per giorno la nostra Sardegna. Secondo Memorial, Massimiliano Serra, pesca in apnea, 5 ottobre 2008, ore 7.30, raduno degli atleti presso il Bar Mercurio a Pozzo San Nicola, ore 8.15, partenza dal Porto Nuovo di Stintino, ore 13, fine gara, ore 13.30, pranzo presso il ristorante La Terrazza. Secondo Memorial, Massimiliano Serra, pesca in apnea, 5 ottobre 2008, Porto Nuovo Stintino. 5 Stelle Sardegna presenta Bentrovati, anche oggi si parlerà di sicurezza, l'abbiamo già fatto poi qualche mese fa, esattamente prima dell'estate, e abbiamo parlato col comandante vicario della Polizia Municipale di Sassari. Siamo anche quest'oggi in compagnia di Gianni Serra. Buongiorno comandante. Buongiorno a voi. Si è parlato proprio qualche mese fa, prima dell'estate, di tutto quello che comporta la sicurezza stradale. Ne vogliamo riparlare a distanza di qualche mese? Che è successo? Cosa è cambiato nelle strade della nostra città e della nostra isola? Sì, ne parliamo con grande piacere perché riteniamo che la comunicazione, l'informazione su quelli che sono i contenuti della nostra attività sia fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'esigenza di rispettare le regole che sono sancite per la sicurezza della circolazione stradale. Quindi parliamo in questo momento di che cosa abbiamo fatto. Qualche mese fa si parlava di programmazione, cioè che cosa intendiamo fare. Oggi abbiamo già dei risultati parziali in tema di sicurezza stradale. Abbiamo promosso una campagna estiva importante e impegnativa. Abbiamo fatto dei controlli che tuttora sono in corso, controlli quotidiani sul rispetto dei limiti di velocità da parte degli automobilisti, controlli costanti che vengono effettuati sia di giorno che durante le ore notturne relativamente allo stato psicofisico dei conducenti dei veicoli. E i risultati sono assolutamente confortanti, probabilmente sono anche migliori delle aspettative. Se d'accordo... Quindi abbiamo migliorato, meno incidenti, meno gente sulle strade che beve? Sì, abbiamo risultati ancora parziali perché sono relativi ai mesi di luglio e di agosto. Risultati, dicevo, confortanti. Poi le statistiche, diciamo, definitive si stileranno al termine dell'estate, della stagione estiva, quindi aspettiamo ancora che trascorra il mese di settembre. Però sono risultati importanti, se lei è d'accordo posso citarne alcuni. Assolutamente, prego. Sì, allora, in relazione ai controlli di velocità possiamo dire che su oltre 6.000 automobilisti sottoposti a controllo la percentuale delle violazioni si attesta, o meglio non supera il 10%, quindi un dato assolutamente importante che dimostra l'incisività della campagna di sensibilizzazione e dimostra che gli automobilisti sassaresi sono assolutamente rispettosi delle regole imposte per la loro sicurezza. E con riferimento allo stato di ebbrezza alcolica probabilmente i dati sono ancora più interessanti perché su numerosissimi controlli, dicevo che i controlli sono quotidiani, di giorno e di notte, su numerosissimi controlli soltanto 38 violazioni sono state accertate, quindi dati importanti che ci incoraggiano a perseverare in questa campagna di sicurezza stradale fatta per garantire la sicurezza della circolazione nelle nostre strade. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia, io voglio amare e farmi male, voglio morire di te, io voglio vivere, ma sulla pelle mia, io voglio amare e farmi male, voglio morire di te.
po' precario, libero l'istinto, ciò che mi sostiene, emozione nuova senza nome, la ragione che ci invita a continuare, per questo problema non ho... Si parla tanto di sicurezza, finalmente chissà che anche in Italia si possa arrivare agli standard poi quelli europei, perché siamo molto indietro, no? Sì, si parte da quello, cioè il dato che poi diciamo, rende necessari questi controlli è un dato drammatico. Il dato del 2001 sui decessi causati a seguito di incidenti stradali, che in Italia nel 2001 rappresentava un vero e proprio bollettino di guerra, 6.682 decessi in incidenti stradali, è un impegno che ci attribuisce poi l'Unione Europea, che è quello di ridurre in 10 anni il numero dei decessi. In Italia siamo ancora lontani da questo traguardo, nel 2007 i decessi sono stati 5.426, per cui tantissimi. È un obiettivo ambizioso, difficilmente raggiungibile, ma siamo impegnati tutti, forze di polizia e anche il legislatore, nel incidere su questo drammatico fenomeno. Il legislatore, attraverso un regime sanzionatorio, una disciplina molto più rigorosa, le forze di polizia stradale attraverso controlli sempre più capillari che dovrebbero aiutarci in qualche modo ad avvicinarci quantomeno a questo traguardo. Guardi, io che viaggio tantissimo col lavoro che faccio, da una parte all'altra della Sardegna me ne capitano tutti i colori. Comandante, tra le cose che succedono nelle strade, io ne ho vissuta una al rientro poi tra Nuoro e Olbia, verso Budoni, un'auto contromano. Come possono accadere cose di questo tipo? Quest'estate a Sassari, diciamo, all'ingresso della città, si è verificato un incidente altrettanto drammatico sotto le gallerie e ha causato due decessi, dovuto appunto a un'auto che circolava sulla 131 contromano. Si è detto la colpa è delle infrastrutture stradali inadeguate, diciamo che può essere anche in parte vero, perché comunque in Sardegna abbiamo delle infrastrutture che sicuramente, o almeno alcune, devono essere migliorate e devono essere, diciamo, raggiunti standard di sicurezza maggiori. Però le statistiche ci dicono esattamente il contrario, perché le statistiche dimostrano che il 90% degli incidenti stradali sono riconducibili al comportamento umano, al fattore umano. Quali sono le cause scatenanti? Sicuramente le condizioni psicofisiche dei conducenti, sicuramente la distrazione, la velocità, il mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Soltanto per il 10% incide sugli incidenti stradali lo stato delle infrastrutture stradali. Ecco allora che occorre veramente una presa di coscienza sull'esigenza di essere maggiormente rispettosi delle regole del codice della strada, e questi comportamenti, come ad esempio un veicolo che circola contromano su una strada importante, non dovrebbero verificarsi. L'inadeguatezza talvolta delle strade può essere in qualche modo superata con un comportamento prudente, con maggiore attenzione da parte degli automobilisti. Noi la ringraziamo, comandante, ci dobbiamo fermare perché qui finisce questo spazio di quest'oggi, però lei sta qui con me perché continuiamo la nostra chiacchierata e ci sarà un'altra puntata a parlare ancora di sicurezza e a parlare di quelle che sono le norme vigenti, di quello che dovremo fare affinché poi non succedano queste brutte cose, insomma, incidenti. Ok? Ci fermiamo. Grande piacere, con grande State con noi, ci vediamo alla prossima, grazie. Die pro die. In collaborazione con Secondo Memorial, Massimiliano Serra, pesca in apnea, 5 ottobre 2008, ore 7:30, raduno degli atleti presso il bar Mercurio a Pozzo San Nicola, ore 8:15, partenza dal porto nuovo di Istintino, ore 13, fine gara, ore 13:30, pranzo presso il ristorante La Terrazza. Secondo Memorial, Massimiliano Serra, pesca in apnea, 5 ottobre 2008, Porto Nuovo Stintino. Dal lunedì al venerdì, l'appuntamento giornaliero su 5 Stelle Sardegna. Alle 13:10, alle 19:15, alle 23:50. Die pro die, condotto e ideato da Paul De Santi. Die pro die, per vivere giorno per giorno la nostra Sardegna.